Uai, palindromo sarà lei? Ma no, è mica una parolaccia. In Köln è una data palindroma, si dice così, di data o anche di parola, che può essere letta da entrambi i versi, cioè da sinistra verso destra e da destra verso sinistra. Stiamo parlando di una scrittura come quella nostra latina, che appunto ha questo senso di scrittura, una lettera dopo l'altra, oppure della datazione con i nostri numeri. Questi due che ho scritto sono quello odierno e quello di 2 anni fa, che appunto si possono leggere il 22 febbraio 2022 o 2 anni fa e il 2 febbraio del 2020. In quel caso era anche ancora più equilibrato, c'erano 4 zeri e 4 2. Sono curiosità, sono diciamo sì, curiosità lessicali, non neanche matematiche, numeriche, così, curiosità appunto. Però piace e che gente che si divertisse anche a inventare i palindromi, se vi altri su internet che ne propri di tutti i tipi, famosissimi, adesso uno dei più famosi ai lati d'Italia, voi dite ai lati d'Italia, lo potete scrivere e leggerlo da entrambe le parti. È ovvio appunto che questa data viene da una convenzione, dal fatto che noi diciamo di essere nel 2022, sappiamo che non è certa la data di inizio di questo calendario, perché noi nell'era cristiana si contano gli anni dalla data di nascita di Gesù, che secondo molti storici potrebbe essere nato tra il 4 e il 7 avanti Cristo, cioè avanti se stesso, però vabbè, essendo Dio poteva permetterselo, la battuta questa evidentemente, ma qualche articolo che ho letto più di recente portano la datazione più vicina a quella appunto tradizionale. Comunque, se coincidesse anche questo giorno zero, che appunto noi come cristiani ricordiamo come nascita di Gesù, in ogni caso tutte le datazioni sono convenzionali, si capisce, tant'è vero che noi, come sappiamo, seguiamo il calendario cosiddetto gregoriano, che riforma quello precedente. Detto ciò, e appunto stando nella simpatia che può dare questa giornata, vabbè, anche ci sono nomi di persona o nomi comunque palindromi dai più semplici, non so, Ada, Anna, Otto. Se guardiamo i giochi enigmistici sulle varie riviste o anche sui giornali che hanno questi giochi, spesso ci sono i palindromi o simili, o giochi simili. A me per esempio me ne è venuta una, non mi risulta averla vista in giro, però così l'ho pensata, che dice: era a valle, psicologo loci, spellava are. Chiaro, come tante altre frasi, ha un senso, diciamo, così, ha un senso in italiano, anche se non si riferisce a qualcosa che è successo, eccetera. È semplicemente il gioco di parole per mettere insieme delle lettere che possono essere lettere anche al contrario. Se poi fai palindromo in milanese, e il palindromo in milanese è difficile perché bisogna conoscere il milanese. Non mi trovai in giro, almeno non mi risultano al momento, ma ne avevo inventato un para appunto 2 anni fa, quando è stata la giornata palindroma, e avevo fatto un sonetto, appunto era il 2 febbraio del 2020, per essere precisi erano proprio, tra l'altro erano 20 vers, erano 20 endecasillabi, e dove ho messo dentro 2 palindromi appunto in milanese, e dove però dicevo che il 2 febbraio, siccome era la festa della Seriola, la Candelora, la presentazione del Signore, la cosa importante era la festa di questa giornata, infatti. Vabbè, ve la leggi, la giornata palindroma. Per cui che continuiamo a fare di giochi,
in che è una giornata un po' speciale. È una data palindroma, ma un luogo che non sempre ti te vede uguale. Che anche parole, vedete se questo vi piace, veri nali ma vennef a Milano, e poi saremmo amis, Simam e Ras, giughen camì, quasi se batte i man. Ma il 2 del secondo mese di tutti gli anni è la festa della Seriola, una delle più antiche tra le feste cristiane, come tra i piatti le antiche la cassola. Ricordavano la purificazione della Madonna, ma dopo il concilio si torna al fatto della presentazione del nostro Signore, ma con gli stessi consigli, cercare di rispettare i comandamenti e le tradizioni che siano roba viva, come Pisai Candir, e i sentimenti, fai il bene a chi partisse e a chi che arriva. Questo appunto è questa poesia, ripeto, sono 5 strofe di 4 indicasillabi, dedicate a questo fatto. Concludo con un paio di altri palindromi che mi vengono in mente, sono molto brevi. Dice il domanda cerca: dim un bel paese fra Lec e Belas, un nome, Onno è un paese che si trova nel triangolo ariano, e come salute ave milanese senali me va. In giochi, prendeteli come giochi, come sono, ciappemi come un po' di divertimento, in un periodo che magari ti divertisci che gaming troppo, però non è per dimenticare in assoluto i problemi, ma semplicemente per cercare di tenerci su un po' il morale. Spero di avervi allietato qualche minuto. Se vi viene in mente di palindromi magari mandei che gli risumo una qualche altra volta, e palindroma sì, palindroma no, ogni data che sia buona per sta bene e per fare del bene agli altri. Tanti saluti a tutti, ciao ciao!